Va ora in onda la rassegna stampa. Mi nascondo dietro il numero di telefono, guarda, ecco, oggi farò tutta la rassegna stampa così. È un modello Marco Pannella un po' rivoluzionario, Tu dici, Sammy Varin, sei così brutto che ti nascondi dietro il cartello del numero di telefono. No, è che stanno succedendo tante di quelle cose, cioè che ma io capisco la nostra astrologa che non mi risponde più al telefono, che dice Sammy Varin è inutile, che previsioni vuoi che ti faccia? Qui 5% per i dazi e baciami il culo, e però visto che me lo hai baciato allora basta dazi, basta per 30 giorni, 33 30 mesi, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno. E i giocattolini, oh signora, adesso tutti vogliono che Sammy Varin si faccia il suo giocattolo. Io non voglio farmi il giocattolo, fatemelo voi. Fatemi voi il giocattolo. Sai che adesso si usa, se apri Instagram c'è chiunque che si è fatto la propria bambolina, la bambolina del Sammy Varin, con chiaramente c'è tutto l'essere Sammy Varin come fosse il Big Jim degli anni 70, no? Con tutto quello che Sammy Varin si porta dietro per vivere, no? Quindi il microfono, e cosa mi potreste mettere? Una bombettina da tirare. Fatemela voi, se volete farmi il giocattolo di Sammy Varin, grazie, fatemelo, io proprio non c'ho né voglia né tempo. Santa polenta, buongiorno, 7:35, buongiorno, certo c'è Simone in regia, solo, non pensate che oltre a Simone potrebbe esserci qualcun altro con lui in regia, perché non è poi di sesso femminile magari, ma assolutamente scapperebbe via, lui ha proprio un'antipatia per il sesso femminile, lui seleziona, è così un grande selezionatore che poi mi guarda e mi dice ti amo, e io Simone ti capisco, ci si innamora prima o poi anche di chi ti rapisce e ti rinchiude in una cella per ore e ore e li devi pure fare da regia. Che cazzo stai dicendo, Sammy? Ok, c'è da fare la rassegna stampa, mi dicono, ok? Buongiorno, l'ho già detto, Sammy Varin l'ho già detto, Radio Libertà è vero, sì, siamo una radio, siamo anche una televisione, buongiorno a chi ci segue sul canale 252, mi rimetto il foglio davanti così mi vergogno a fare sta rassegna stampa, cioè poi oggi ci sono i giornali che mettono in prima pagina, no, la frase baciami il culo, gli altri baciami il deretano suona bene, però Trump non ha detto deretano, ma soprattutto io vorrei dire una cosa a difesa di Trump, non l'ho mica detto parlando alla popolazione, a tutta l'America, era un appuntamento chiuso, un evento privato, come si dice. Era il caso di spiattellarlo in questo modo? Tu dici, ma è il presidente degli Stati Uniti, vabbè, ma cioè, se io vado a una festa della Lega e dico una cazzata, sì, in effetti la riportano da tutte le parti, proprio così. Buongiorno a chi ci segue sulla banda DAB dell'autoradio, certamente ricordate che c'è questa nuova banda tecnologica che non utilizza internet in tutte le nuove auto, nuove vuol dire di 3-4 anni fa, per cui usatela, potete sentire la radio senza alcun disturbo, ma soprattutto la nostra Radio Libertà, attraverso onde elettromagnetiche in versione tecnologicizzata, certo, digitali, e voilà. Il mestiere è semplice, cercate Radio Libertà nella banda DAB, siamo in ordine alfabetico, in tutta Italia tenete tranquillamente il nostro segnale. Chiaro? C'è il sito radiolibertà.net che potete guardare e anche sfogliare, perché è un sito di controinformazione, ci sono tanti articoli, tanti messaggi, meditazioni di quelli non ufficialoni che non vanno sul Corriere o su Repubblica, hai capito? Potete immaginare che cosa non diciamo sul sito di Radio Libertà. E inoltre c'è anche la possibilità di aiutare Radio Libertà, perché siamo una radio che da sempre si avvale di voi ascoltatori. Se volete dare un sostegno economico, anche morale, a Radio Libertà, ma è meglio economico,
radiolibertà.net, cliccate abbonati, sostienici e bastano 5 euro per dire Sammy Varin ti sto seguendo, te sem pirlun anche alle 7.38. Volo sulle agenzie, così come volano le borse asiatiche, apre così, che ansia, l'agenzia ANSA. Cina, in vigore i dazi contro gli USA, restano all'80% le misure di ritorsione di Pechino sugli Stati Uniti, entrate in vigore dopo le 6 di mattina di quest'oggi. Pechino non corregge a rialzo le sue aliquote in modo speculare alle mosse di Donald Trump, fatto sta, lui gli ha messo 125%, giusto? Adesso guardiamo, questa è l'apertura dell'ANSA. Subito sotto c'è Mattarella, la cena del Quirinale con i reali, vabbè, adesso senti, io non starei lì a metterla giù troppo, sono d'accordo, bravi, bene, tutto. Il Corriere nel sito elettronico, la grande fuga dal dollaro, i titoli di Stato sotto tiro, così è nata la svolta di Trump, che ha detto, insomma, c'è la gente un po' preoccupata, qualcuno si preoccupa, sospendiamo i dazi sospesi alla Cina, la decisione. E poi subito sotto, come vi dicevo, Trump sorpresa, pausa di 90 giorni sui dazi, ma guerra alla Cina con tariffe al 125%. Ecco, non vi l'ho detto, questa è una rassegna stampa, non è una rassegna stampa, assolutamente no, ma è un discorso che facciamo insieme, quindi lo faccio io, ma mi piacerebbe che lo faceste anche voi ascoltatori. Come mettervi in contatto con noi? Attraverso un messaggio WhatsApp scritto, cantato o anche con un video in cui ballate. Il nostro numero è 340 67 09 659, lo ripeto, lo memorizzate sul cellulare. In qualunque momento del giorno o della notte che avete qualcosa da dire, che volete che si senta in diretta nazionale, inviate il vostro pensiero al 340 67 09 659 e il primo speaker che arriva in studio ve lo legge. È fantastico. Nel mio caso, siccome vi leggo i titoli dei quotidiani, perché questa non è una rassegna stampa, vedi come vi sto leggendo i titoli dei quotidiani, me li potete commentare in tempo reale. Non è fantastico? Sono ancora sul sito del Corriere, ma non è finita ancora la rassegna, no, non è ancora cominciata. Repubblica, la sospensione dei dazi USA fa volare i mercati asiatici, entrate in vigore le controtariffe cinesi e staremo a vedere naturalmente come andrà l'Italia. L'Europa andrà benissimo, visto ieri sera, insomma, cominciamo a essere felici. Subito cominciate a scrivermi bravi. Emilio scrive giustamente, ma l'Italia quando fa un bel dazietto del 150% alla Cina? Almeno non vedremo più all'Esselunga l'aglio importato da questo paese. Non è possibile, Emilio, me ne vado, non è possibile. Ma questo ce l'ha con l'aglio importato dalla... Ma ti sembra normale, Simone? Cioè l'aglio... Tu vai all'Esselunga, la prima cosa che fai quando cazzo entri all'Esselunga vai a cercare l'aglio se è cinese oppure no. Emilio, io capisco che gli psicologi sono tutti del PD, però cercane uno celodurista e vai, ti prego. Scherzo, ci mancherebbe altro. No, era la domanda. Infatti tu mi hai anticipato. Era la domanda che volevo farvi io, ma dentro di voi non c'è un diavoletto in queste ore che dice come sono contento che gli hanno messo i dazi al 125% alla Cina, Non c'è una cattiveria con una T sola che vi dice questa cosa? Me lo fate sapere, perché dentro di me è una specie di rivincita che ci prendiamo tutti noi e tutti voi, soprattutto piccoli imprenditori, voi artigiani, che per decenni avete prodotto. Ti parlo dei ricami. Io abito a Cassano Magnago, in tutta la zona di Cassano, di Busto, del Varesotto si facevano ricami bellissimi, si fanno ancora, ma il 90% dei ricamifici hanno chiuso, perché tutti, dico tutti, persino gli stilisti più affermati, comprano dalla Cina. E quando va meno bene, se preferite, dalla Turchia o dall'India. Già,
l'Italia costa troppo. Prima facevano male i loro mestieri, adesso i cinesi sono diventati bravi e si compra da loro. E in quanti avete dovuto chiudere? Ditemelo, le vostre aziende per colpa della Cina. Per cui una piccola vendettina c'è, è chiaro, che adesso però, se mettiamo i dazi alla Cina quando andiamo a fare la spesa, dove la andiamo a fare? So che qualcuno di voi andrebbe fuori da Omai piangendo: aprite, aprite! Buongiorno Sammy, se foste una vera radio di controinformazione vi vedreste chiuso il conto corrente come dietro sollecito della Picerno, come è capitato a Visione TV. Vabbè, Visione TV probabilmente cioè ci andava giù un po' più pesante. Noi per fortuna abbiamo anche, come si può dire, una serietà. Il nostro direttore Giovanni Sallusti ha una serietà, una cultura, un modo di esprimersi che sa aggiustare tutto e parlare nelle corde degli amici di sinistra e magari anche di qualche giudice. Abbiamo lui che mette tutto a tacere, non succede niente, eccetera. Il Giulio Cainarca, signori, un altro direttore di Radio Libertà che sa parlare nel modo migliore. L'unico che potrebbe mettere nei guai Radio Libertà scusa, mi rimetto davanti il cartello e non mi faccio vedere. Salve, sono qua, non ci sono più. Sono qui, non ci sono più. Sei un po' scemo oggi, Sammy, lo sai. Sì, è vero, qualcuno mi dice che sono scemo, però no. Quindi, oltre a non trovare un'altra banca disposta ad aprire uno nuovo, quindi dobbiamo aiutare Visione TV. Quindi non aiutate Radio Libertà, ma aiutate Visione TV. Cioè, sto facendo pubblicità a un'altra televisione, forse è il massimo, penso. Vai da Visione TV a dirgli di aiutare Radio Libertà, vediamo cosa ti mandano a baciare, vediamo. Dai, tuffiamoci nei quotidiani oggi in edicola. Sono stufo di fare, di cincischiare, non cincischio più. Non fatemi partire dal Corriere, mi rifiuto, piuttosto vado sul Giornale. Eccola qua, La Verità, no, è il Giornale. Retromarcia, Trump si arrende. Donald prima insulta chi chiedeva uno stop ai dazi, poi cambia idea e li sospende a tutti per 90 giorni, tranne che alla Cina. Brinda Wall Street. La Meloni il 17 vola a Washington per trattare con il via libera dell'Europa. E anche qui, signori, vedrete tra poco, il PD, le sinistre. Ma cosa va a fare la Meloni? Va a baciare il culo a Trump. Santa polenta. Adesso vedrai, ci sarà qualcuno, venga a riferire in Parlamento. Che sonno, state dormendo. Sveglia, 7:46. Oh, bisogna essere attivi, ragazzi. Donald Trump, dopo una giornata di parole estemporanee e colorite, così le scrive il Giornale, ha annunciato su una pausa di 90 giorni ai dazi reciproci, con un'aliquota solamente del 10% per gli oltre 75 paesi che hanno contattato gli Stati Uniti e che non hanno risposte alle tariffe USA. Vai, solo il 10%! La risposta di Wall Street, bene, tutti bene. Ma prima aveva minacciato: verrete tutti a baciarmi il che è anche una cosetta pericolosa, perché non sai che se tutti penseranno quella cosa giù o quella cosa un po' più in su. Sammy, ti stai pericolosamente arrampicando su una china, che sei il gatto, no? Che scivola. Ha detto il culo. Ieri lo metteva in pagina anche l'agenzia ANSA, non l'avrei mai pensato che fosse stato sdoganato questo termine. Ti dico la verità, non lo so, voi usate parlare in questo modo, parlo con i leghisti più celoduristi, quello che ce l'hanno duro veramente tutto il giorno, ma dal punto di vista politico, of course. Voi parlate così? Io sinceramente no, è un termine che proprio non ho mai usato, però magari qualcuno, non dico i soliti muratori che bevono il grappino alle 8 del mattino, non esistono più ormai, esistono. Non usiamo questo modo di parlare. E ti dico, se non lo usiamo noi, io vi parlo dal fortino di via Bellerio della Lega, Cioè qui
cioè, appena sei un po' abbronzato non ti aprono la porta, cioè a fine agosto c'è gente che rimane fuori per mesi finché non piove, non si scolorisce, capisci? E noi non diciamo queste parolacce, non le diciamo. Siamo rimasti un po' male, certo che Trump abbia detto questa cosa, però come diceva la nostra astrologa, dobbiamo aspettarci veramente di tutto. Il mondo sta cambiando e noi lo stiamo raccontando e voi lo state commentando, signori. Avete un onore bellissimo alle 7:48. Vai in cucina, fa il risotto, ma intanto commenta ciò che accade. Invia un messaggio al 340 67 09 659, perché io tra 10 minuti comincio a leggerli e i primi che arrivano sono i più fortunati. Al giornale devo dare la palma d'oro, perché oggi è il primo che ci dà la notizia del terzo mandato. Santa mia, no? Perché? Ma perché anche questa? Terzo mandato, la consulta stoppa De Luca, non può più ricandidarsi, non ce ne fotte assolutamente niente di De Luca, ma c'è in mezzo anche il sacro Luca Zaia. La Corte Costituzionale impone lo stop al terzo mandato dei governatori regionali. La sentenza arriva in serata alla fine di un confronto serrato e con qualche colpo di scena. Quale sarà? Ve lo dico tra poco. Sentenza shock, un'altra roba allegra. Oggi è proprio una giornata che Sammy Varin, ti potevi dare malato. La faceva il Simone la rassegna stampa. Davvero si sta allenando, eh? Sentenza shock, via padre e madre, torna genitore. Dire padre e madre è discriminatorio. Meglio la dicitura generica genitore. La Cassazione boccia il governo e riscrive con l'ultima sentenza il diritto familiare. Allora, io sono andato a vedere, siccome lo sapete, ho 2 figli, Tabata ed Elia, che sono cresciuti, sono quasi più alti di me, hanno 14 anni appena compiuti, sono andato a vedere sulla loro carta d'identità dove cacchio è scritto. Ho visto sul retro in piccolissimo, ma proprio, cioè io non, tu perché stai diventando vecchio non ci vedi più, ma è davvero scritto in piccolo, c'è scritto anche padre, e ci sono io, salve, Sammy Varin, madre, Marta, e ci siamo scritti. Bene. Spero che adesso mica glieli devo ridare indietro la carta d'identità, mi riscrivono genitore 1, guaglio, non se ne parla. Però nelle nuove carte d'identità ci sarà scritto genitore 1 e genitore 2. E il primo chi sarà? Il genitore 1. Tu dici che si litigherà per questo? Io genitore 1, io capitano, io genitore 1? Voi vorreste essere genitore 1 o genitore 2? No, perché anche all'interno della famiglia, e ti parlo di una famiglia dal punto di vista vannaccianamente normale, maschio e femmina, chi è nelle prossime carte d'identità dei miei figli? Guarda che ti vai a cacciare nei casini, Sammy, non dire che vuoi fare il genitore 1 e lo sai che il patriarcato non è più di moda. Vabbè, ci siamo capiti, insomma. Se poi non è una famiglia vannacciana, peggio ancora. Cioè, chi è che farà il genitore 1, genitore 2? Che io mi sono sempre chiesto anche chi fa l'uomo, chi fa la donna in quei casi, però questo è già un discorso più omofobo. Ma ci si mette d'accordo prima o lo si tira ai dadi? Ne parleremo tra poco. Siamo sempre sul giornale, sì, perdonatemi, oggi va così, si avvicina il venerdì, è solo giovedì, dici ma se sei scemo il giovedì, venerdì che fai? Fai scoppiare i mortaretti? Gli faccio gli scherzi al regista, ho capito, sta roba divertentissima, quando meno se l'aspetta io mi acquatto per terra, striscio come un soldato in guerra e gli stacco qualche cavo da sotto il tavolo. È una delle cose più divertenti. Lo vedi che di colpo si sveglia. È come se gli avessi dato un pizzicotto al culo a proposito, no? Yeah! Salta per aria e inizia a guardarsi. Tocca qua, schiaccia lì. Dopodiché Sammy Varin dice tranquillo, ti ho staccato quel cavo lì, era uno scherzo. Bellissimo, è una roba. Fatelo anche voi al vostro regista, guarda, è un passatempo stupendo e soprattutto
lo sveglia, capito? Perché sentire parlare per ore uno che ti legge i titoli, magari anche di roba che non te ne frega niente, lui cerca i siti erotici, eccetera, e capisci che insomma la scoperta di Linus, ecco, ti parlo di una roba che ti può interessare. Luigi Mascheroni oggi sul quotidiano Il Giornale prende in giro Linus, ma soprattutto prende in giro il PD. Perché? Perché non si faranno più le feste a Riccione con Radio DJ. Oh, dopo 38 anni si è rotta la collaborazione con Radio DJ, che è il comune di Riccione, che uno dice cazzo era ora, no? Ve lo leggo, lettera di vicinanza a Pasquale di Molfetta, per tutti Linus, signore garbato e DJ raffinato. Caro signor Linus, pur non condividendo né le sue preferenze politiche troppo sinistre né quelle musicali troppo pop, ci permetta di esprimerle il nostro dispiacere per quanto accaduto. Sapere che dopo 38 estati si è rotta la collaborazione tra Radio DJ, di cui lei è direttore artistico, e il comune di Riccione, che vi ha sempre ospitati, ci riempie di tristezza. Non vi abbiamo mai ascoltato, ma sapevamo che c'eravate e questo bastava. Ora niente più eventi in Piazzale Roma, niente dirette radiofoniche dall'Acquafan, niente più cazzeggi e buonismi. Finito tutto. Fatti fuori nelle segrete stanze della sinistra romagnola. E poi i modi, quella vergognosa aggressione del PD locale che vi accusa di aver munto per anni la tetta dei riccionesi. Davvero inaccettabile. Del resto, la capiamo, signor Linus, è il vecchio vizio della sinistra. Nella gara a fare gli amici troverai sempre uno con un altro amichetto più amico di te. E lo stesso modus operandi del PD qui a Milano, città dove lei farà anche le sue maratone tutto felice, ma dove io è più facile che trovi uno scippatore che un parcheggio. È così, signor Linus, la politica sa essere peggiore persino di Sanremo. E per il resto, commentando la brutta vicenda di Riccione, lei ha detto purtroppo è una lunga storia che finisce, che è quello che dicono gli elettori che smettono di votare PD. E come lei, senza rimpianti. Un saluto a Linus, collega importante certamente, e ci dispiace molto per questa cosa, veramente, giuro, non sono mai stato una volta in vita mia all'Acquafan e Radio DJ l'ho ascoltata solo nei primissimi anni '80, quando nasceva, faceva soltanto musica e bella musica, poi pian piano, sì, è arrivato Gerry Scotti, l'ho ascoltata ancora per qualche mese, poi ho smesso, perché avevo nel frattempo cominciato a farla io la radio e ascoltavo me stesso. Il quotidiano Il Giornale lo ritroviamo tra poco, seguiamo Il Tempo, no, andiamo pericolosamente su Repubblica, che titola in prima pagina Dazi, la ritirata di Trump. Pausa di 90 giorni per i paesi che adottano tariffe reciproche, ma stangata al 125% per la Cina, che le aveva aumentate. Vola Wall Street dopo l'annuncio, sollievo a Bruxelles, pronto lo stop al bazooka. Ma come, eravamo qua sul tavolo? Cosa facciamo adesso? Polemica su frase shock di Donald. Oggi imperdibile sul quotidiano Repubblica, dovete spendere i soldi. E quanti soldi? 1,90 € per Repubblica, ladri. C'è l'intervista a Monti sulla democrazia, un'occasione per l'Europa. Capito mi hai? E il viaggio di Meloni a Washington, lite con la Francia. Il viaggio di Meloni a Washington accende la polemica con la Francia, che accusa la premier italiana non giochi in proprio, serve unità in Europa. Proprio la Francia dice ciò. Pronta la risposta del governo con il ministro Lollobrigida che dice a Repubblica ci vogliono in serie B. In serata intervento della portavoce del governo francese per smorzare i toni, tutte le voci che permettono un dialogo sono benvenute, ma naturalmente in centropagina sulla Repubblica e anche sugli altri quotidiani c'è la foto di Carlo, il discorso del re, poi a sorpresa dal Papa, tutte cose belle, tutti
ad applaudire, signori, destra e sinistra. Non era mai capitato, era da decenni che non succedeva. Bene, ci ha fatto bene, abbiamo imparato che si può applaudire anche tutti insieme qualche cosa. Già che ci sono, vi leggo anche La Stampa, così voi piddini potete andare a lavorare felici. Trump trema e congela i dazi. Dopo l'annuncio della tregua, la borsa USA vola, l'Europa vota le prime barriere, tensione Francia-Italia, stop di 90 giorni alle maxi tariffe, mai scontro con la Cina. Pechino rilancia al 104%, sembra davvero Vanna Marchi, e Washington al 125%, e vai. Centro pagina, anche qua stessa foto, il re partigiano. Ecco. Cioè, hanno strumentalizzato anche il re d'Inghilterra, è diventato partigiano. Mi sento un po' Bossi adesso, però. Carlo III alla Camera elogia la resistenza e la difesa della democrazia, poi la visita dal Papa e noi che lo abbiamo anche applaudito. Sì, lasciamo il quotidiano La Stampa, ma tra poco non lo lasciamo ancora perché di spalla c'è Elisa Rosola, adescate sui social e abusate a 13 anni in cambio di droga, l'inferno di Vercelli. La notazione conclusiva sull'attività tecnica investigativa è lunga una pagina. C'è una data, 23 ottobre 2024, un numero in alto che corrisponde al nome dell'indagato, un uomo di 35 anni accusato di aver violentato una ragazzina di 14 dopo averla drogata. Tra le segnalazioni in prima pagina sulla Stampa anche Flavia Perina, che giustamente parla della Premier alla cena del baciami il culo. Devo dire, da Flavia Perina, ve l'aspettavate? Non me l'aspettavo una roba del genere. Beh, La Stampa, però te lo spiettella lì. Vai alla cena del baciami il culo? È un po' come quelli che dicono, cosa fai? Ma compa, ascolti Sammy Varin su Radio Libertà. Ma sei matto? Quello? Devi ascoltare Radio Popolare, Radio 24. Quello ci legge solo 2 pagine dei nostri giornali, poi gira sulla Libertà, sulla Verità, che facciamo? C'è la pausa, ci risentiamo tra poco.
Non è vero. Non è vero, mi sto addormentando, mi dicono in regia, cioè capisci? Devo fargli qualche scherzo, adesso vado lì, gli stacco qualche filo. Il bello di rilassarsi un attimo con la musica indipendente tra una bella notizia e l'altra, insieme ad Adriano Sangineto. I vecchi ascoltatori ai tempi di Radio Padania lo ricorderanno perché lo abbiamo trasmesso più volte, soprattutto sotto Natale. Qui insieme con Anna Maria Efele, lei è una polistrumentista e cantante armonica tedesca. Lui è di Monza e fin da bambino ha aiutato il padre nel suo negozio di liuteria, dedicandosi allo studio di salteri, arpa celtica, arpa elettronica. Se vi piace l'arpa, segnatevi questa data, questo sabato 12 aprile ore 20:30 suoneranno e canteranno insieme a Missaglia Lecco, siamo in piena Brianza. Marea si intitolava questo pezzo di Adriano Sangineto. Con il buongiorno rinnovato la voce di Sammy Varin manda un grande ciao a Fausta di Varese che ci ha lasciato, grandissima Fausta, Peperina, la sentivamo negli ultimi mesi che mi chiamava, me ne diceva di tutti i colori, ma alla fine mi dava ragione. Fausta è sezione Lega Varese, ma anche Enzo Flego di Verona, anche lui se n'è andato, la nostra è una grandissima famiglia, leghisti di ieri, di oggi e anche quelli di domani che se ne stanno avvicinando, che promettono molto bene, prendono la tessera o gliela danno e non si sa cosa accadrà. So che la Lega sta diventando sempre più forte e soprattutto ha i personaggi giusti. Qualcuno purtroppo ne perde perché se ne vanno. Che facciamo? Se ne vanno nel senso che non ci sono più, capito? Lo so, non che vanno in un altro partito, no, quelli che vanno in un altro partito normalmente spariscono dai radar. Il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dai vostri messaggini. Dai, scrivetemi 3406709 baciatemi scrivetemi, nel senso che se non mi scrivete quali messaggi vado a leggere. Dai, subito un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo sul cursore. Ciao Sammy, sono Walter. Uela. Volevo consolarti. Grazie. Per quanto una persona possa essere scema, se è della Lega, sarà sempre anni luce avanti parli di me? rispetto a un pidino. Sta parlando di me. Cui i pidioti sono irraggiungibili, cioè bisogna proprio, non lo so, leccare i muri o mangiare i sassi per arrivare al loro livello. Quindi idioti, scemi, stupidi possiamo esserlo, ma un pidino ci batterà sempre. Grazie, mi ha consolato, così vado meglio. Sammy, per favore, da quando è arrivato il nuovo condirettore questa radio? Oh mamma mia, cos'è diventata Raul? E da quando faccio la rassegna stampa io? Non lasciamo stare. Quante leccate di culo ho sentito nell'ultimo congresso, mamma mia! Ai tempi di Bossi di Maroni si affrontavano discorsi concreti, magari poi nelle segrete stanze c'erano lo stesso cerchi magici, magari, Raul, dai, per favore, cioè, perché ai tempi non c'erano le leccate di culo, ma per favore, ma è normale, ma è il minimo cioè, ma in un partito, in un movimento, al congresso, se non succedono al congresso, se non ci si parla dal congresso, sempre brontolare, mai una cosa positiva, Raul. Provaci. Ciao Sammy, la piccola rivincita sui dazi cinesi che purtroppo hanno fatto chiudere tante piccole e grandi aziende a conduzione familiare nel settore tessile. Ma quando ci sarà la grande rivinciona su chi ha venduto tutto quello per portarci a questa situazione? Già. E soprattutto a chi ha aperto alla Cina, a chi l'ha fatta entrare nel WTO, che adesso gli tira la giacchetta la Cina al WTO. Mi devi difendere ancora, Gli abbiamo dato per decine di anni una marea di soldi alla Cina perché doveva crescere, poverina, davvero. WTO, ma esiste ancora il WTO, ci chiediamo. Per favore, se io avessi figli non rinnoverei nemmeno per niente la carta d'identità con su scritto genitore 1 o 2 per accettare una simile idiozia. Bisogna essere concordi con quei disadattati che l'hanno inventata. E lo so,
Lo so, è che, sai, abbiamo dei giudici che hanno così deciso e adesso arriviamo alla notizia. Buongiorno Sammy, chi ha decretato di scrivere solo genitore? Di sicuro è figlio di madre ignota. Fabio, non vogliamo queste volgarità, assolutamente. E c'è anche un audio che mi ha spedito ieri sera l'ascoltatore, ma anche di notte. C'ho gli ascoltatori, quelli che riescono ad avere con qualche sotterfugio il mio numero di telefono, mi spediscono messaggi notturni. Senti cosa mi ha detto Eugenio, senti. Sammy, buonasera. Oggi ho fatto una riflessione mentre tornavo a casa, no? Attenzione, se vuoi buttarla lì, questa è bella, magari fa anche cagare. Ma se il Lego, un gioco, se noi siamo cresciuti con il Lego per la comunità europea, è una cosa omofoba, una cagata del genere. Ma la presa a muro e la spina dove metti qualsiasi cosa, caricatore del cellulare, il forno, il fornetto, il gioco per i bambini, la lampadina di notte per caricare la lampada notturna, ma quello non dice nulla a nessuno. È omofobia anche quella, capito? L'inserimento di un oggetto in due buchi. Vedi che questi qua dell'Europa devono fare una cosa. Devono andarsene, basta, non ce la facciamo più. Scusa lo sfogo, Sammy, comunque pensaci bene. Prendi, cioè, tu quando inserisci il caricatore alla presa a muro, sì. è peggio di vedere un Lego e dare una cosa omofoba a un Lego. Ti saluto. Buonasera. Adesso mi faccio i problemi quando inserisco, ogni volta che inserisco. Vabbè, ma ci stanno anche queste meditazioni e mi dite chi osa trasmettere queste meditazioni? Solo noi, viva Toto Cutugno, si rivolta nella tomba. Sono i messaggi che stanno arrivando al 3406709659. Anche Conte baciava il culo alla Merkel. Vado avanti con la rassegna stampa, torno tra poco ai vostri WhatsApp, ma continuate a mandarli perché siete forti, mi piacete, altrimenti non sarei qui a parlare a Radio Libertà, per favore, vuol dire che mi sto divertendo e anche molto. La verità: America e Cina è resa dei conti. Trump congela i dazi agli altri. La guerra delle tariffe divide il mondo in due campi, portati al 10% per 90 giorni a chi non reagisce. Ma l'Unione Europea ha già dato l'ok alla rappresaglia, mentre Berlino e Parigi guardano a Oriente. L'Italia non deve farsi coinvolgere nello scontro, a costo di lasciare Bruxelles al suo destino. Secondo i giudici, mamma e papà sono discriminatori. Ma come li chiamano loro? Cioè, due gay, due lesbiche che fanno... il figlio non potrà mai dire mamma o papà. Come li chiamerà? Gino? Luca? Così? La Cassazione rigetta il ricorso del Ministero contro la sentenza politica della Corte d'Assise che impone di usare genitori 1 e 2 sui documenti al posto di madre e padre, alla faccia della Costituzione e della realtà, scrive Paolo Del Debbio. L'indicazione padre e madre sulla carta di identità elettronica è discriminatoria perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno ricorso all'adozione in casi particolari. Non si tratta di un comunicato della galassia delle associazioni LGBTQIA+, ma di una sentenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione che non iniziate adesso a scrivermi chissà chi c'è dentro in questa corte, non siamo mica Trump adesso, non iniziamo a pensare robe strane, che respinge il ricorso del Ministero dell'Interno contro la decisione della Corte d'Appello di Roma di disapplicare un decreto con il quale era stato eliminato il termine genitori sulla carta d'identità dei figli per tornare la dicitura padre e madre. E quello l'aveva chiesto Matteo Salvini, di togliere genitore 1, genitore 2. Tanto per... Siamo sul quotidiano La Verità.
per Mimmo Lucano. Oh, ma capite che oggi è come stare sotto una doccia fredda, cioè la fai per 1 minuto, 2 minuti, ma poi basta. Chi vuole venire a fare rassegna stampa? Alzi la mano. Cacchio di nessuno, solo io. Per Mimmo Lucano la legge non vale, resta sindaco anche dopo la condanna, capite? Lui è già eurodeputato, grazie a voi che l'avete votato insieme alla Salis, ma lo stesso giorno è diventato anche sindaco, ridiventato sindaco della sua Riace, dove ha fatto un magna magna, no, non è vero, con gli immigrati incredibile. E insomma lo hanno voluto ancora, tra poco ve ne parlo, però questo succede. All'antiterrorismo la vera emergenza da affrontare è l'eversione dei minorenni. Altra notizia che uno dice non è possibile. Hai 2 figli di 14 anni? Attento, potrebbero essere terroristi. L'allarme di Pifferi, suoniamo i Pifferi e ce la suona e ce la canta, perché ci dice che si nutrono di violenza sulle piattaforme di gaming e diventano jihadisti o suprematisti. Cioè, capisci che uno dice no, perché non faccio figli? Ma non riesco più a parlare. Vado avanti, ma non so più cosa fare, capisci? Cioè, davanti a queste notizie uno ti cade addosso il mondo. Faccio radio da quasi 50 anni, non è pensabile una roba del genere, non è mai successa una roba del genere. Chiamami l'astrologa, per favore, chiamiamo l'astrologa, ci avrà pure qualcosa da prevedere, qualche altra sfiga in più che almeno la diciamo prima, non ci pensiamo più. Va bene, dai, vado via, dove vado? Vado su Libero, dai. Trump shock, ecco cosa fare. Moratoria sui super dazi, per fortuna c'è Libero che ci dà le istruzioni per l'uso. La Casa Bianca riporta le tariffe al 10% per tutti. Solo con la Cina è guerra totale, 125%. La borsa finalmente schizziamo, vai, schizza alla grande, Intel, oro, argento, Bitcoin. I consigli dell'esperto per investire. Francesi offesi perché Giorgia tratta con gli USA e anche la sinistra strepita. In centropagina, pure sul Libero, arriva il re. Anche i compagni si inchinano, giustamente, la versione di prima, al posto di fargli fare un'altra figura al re, la figura di Oh Bella Ciao. Tu pensa se cantava Bella Ciao? Cioè, da Bonelli a Bertinotti fino a Schlein, tutti ad applaudire. Ecco la verità, finalmente erano tutti contenti, altro che partigiano, ma dai. Sui documenti tornano genitori 1 e 2, i giudici cancellano mamma e papà, Pietro Senaldi. Sinistra in festa, padre e madre, o madre e padre per non essere accusati di patriarcato, spariscono dalla carta d'identità del figlio. Devo capire se solo dalla carta d'identità o se anche dagli altri documenti a questo punto, perché voi che avete figlioletti, ogni tanto la scuola ti manda qualcosa che bisogna firmare, l'autorizzazione, andare in gita, eccetera. Mi fate sapere questa cosa? Tanto per sapere se devo fare una vera battaglia e rivoluzione negli ultimi mesi di media che i miei figli fanno, vado fuori dalla scuola, faccio su un casino. E io poi sono anche molto teatrale in queste cose. Ma guarda. Mario Secchi, il vero obiettivo dietro l'offensiva contro il dragone, e si parla naturalmente di il pensiero di Trump, che magari anche è un po' il nostro, questi cinesi che fanno lavorare i bambini, che li sfruttano, che pagano un cacchio, che non rispettano le regole. Noi qui in Europa stiamo attenti a non buttare questo, a non bruciare quell'altro, e loro se ne fottono altamente, che sono stati aiutati, aggiungo io, per decenni e decenni dal WTO, perché era un paese che stava crescendo, e adesso siamo obbligati tutti a comprare cinese perché fanno tutto loro. C'è una vendetta in tutto questo, un po' la vendetta contro i ricchi. Stiamo diventando un po' di sinistra anche noi. Mi sento un po' un compagno che guarda lo possidente, vergogna, i capitalisti. Rizzo, Dio mio, mi è apparso Rizzo!
Ma è vero? Ma sta scendendo le scale Rizzo! Oh, Rizzo, ma dai! Tipo Fantozzi che inizia a avere le visioni, no? E a un certo punto cominciò a vedere Rizzo che scende le scale. Zitto, quello arriva qua e ti parla come te, mi abbraccia, mi bacia, oh, Joyman, quando meno te l'aspetti, pam, ti dà una mazzata sulla testa. È così o no? Ditemelo, 340 6709 659. Sto tergiversando per caso? Ditemelo se avete questa sensazione, che io me ne vado, Chi rema contro? Daniele Capezzone, sono sul Libero. Parigi ci attacca e il solito PD tifa lo straniero. Lo vediamo tra poco, vi porterò su Repubblica addirittura, e niente po' di meno. Radio Libertà che vi porta su Repubblica. Dei pazzi siamo. Candidati esclusi. No della consulta al terzo mandato di Zaia e De Luca. Anche qui tra poco ci arriviamo. Governo fatto. In Germania la destra torna a volare. Ma tra le segnalazioni all'interno, dopo lo stop dei giudici, tornano i migranti nei centri in Albania. Ed è proprio qua che vi porterò, bada bene, all'interno del quotidiano Libero. Vai, fammi volare. Ma siamo a pagina 5. La Cina va a lamentarsi al WTO, vergognosa sta cosa, ripeto, sempre che ci sia qualcuno ancora lì vivo ad ascoltare, perché secondo me sono cementati dentro da 40 anni. Gli USA aumentano i dazi al 125%, la guerra tra Pechino e Washington è sempre più aspra, Bessent minaccia via le aziende cinesi da Wall Street, Xi ai cittadini, evitate gli state, Donald un amico lo incontrerei, e quindi aspettiamo che si incontrino, si abbracceranno felicemente, no? Giro pagina, siamo sempre sul quotidiano Libero, perché giustamente la sentenza della Cassazione, che viene ripresa oggi da tutti i giornali, naturalmente io andrò a leggervi Repubblica o La Stampa per farvi incazzare, madre e padre aboliti dalla carta d'identità, scrive oggi Pietro Senaldi sul Libero, cancellata una legge approvata dal governo giallo-verde nel 2019, sui documenti dei figli si torna alla dicitura genitore, esulta la Boldrini. Cosa dice Laura Boldrini? La Cassazione mette fine a una forma di bullismo di Stato da parte di Salvini. È chiaro, perché era Salvini che aveva detto no, continuiamo a scrivere madre e padre. Rossano Sasso della Lega, questa scelta è nemica della nostra identità, della famiglia e della tradizione. Antonio Suetta, vescovo, è una scelta innaturale e irrazionale, è una forzatura di tipo ideologico, lo dicono i vescovi. Forse è meglio che la smettiate di votare il PD? Staremo a vedere. Non c'è più niente da vedere, penso che ormai non ci sia più niente da fare, non c'è più niente da fare. Giro pagina nuovamente, certamente vado al verdetto della Corte Costituzionale. La consulta ferma De Luca, stop al terzo mandato. E sono tre quelli che ci sono in foto: Vincenzo De Luca per la Campania, Luca Zaia per il Veneto e anche Maurizio Fugatti per la provincia di Trento. Vi dirò perché. Ritenuta illegittima la legge della Campania, ira del governatore Dem, Zaia, decisione tecnica, ma il nodo è politico e il Trentino abolisce i limiti. La mossa, ballottaggi, nuovo iter. C'è un riquadretto piccolo che però devo leggervi. Il centrodestra ritirerà l'emendamento al decreto legge elezioni che abolisce il turno di ballottaggio alle elezioni amministrative nei comuni sopra i 15.000 abitanti, ma i capigruppo a Palazzo Madama di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati assicurano che il ballottaggio alle amministrative sarà abolito con un disegno di legge. Quindi sarà una roba un po' più lunga, però la faremo. E anche qui voglio un vostro parere al 340 6709 659, che siate di sinistra, dove sta il problema? Dove la sinistra è forte, vincete subito al primo turno. Se siete di destra, è vero che al primo
al primo step c'è sempre in vantaggio il centrodestra, anche nelle zone dove effettivamente abbiamo fatto una fatica incredibile a vincere, e poi al ballottaggio non va più nessuno a votare, vanno solo quelli di sinistra e perdiamo. Tu dici, è fatto apposta per la Lega, allora per il centrodestra? No! Assolutamente, scherzo, però alla base di tutto è che va pochissima gente a votare, capito? Poca gente al primo turno e quasi nessuno al secondo turno. Cioè vi conoscete tutti voi che andate a votare al secondo turno, siete tutti del PD. Dai che si scherza, lasciatemi un po', siamo disarmanti quest'oggi in rassegna stampa, non abbiamo più armi, abbiamo messo via persino il bazooka, non si sente più quell'acre odore di napalm la mattina, che appena arrivava Simone mi diceva che profumino, stai preparando da mangiare, Sammy? Tornano i migranti nei centri in Albania, la svolta, siamo a pagina 15 di Libero, è qua che vi volevo portare. Oggi lo sbarco di 40 irregolari nella struttura trasformata in CPR, ci staranno massimo 18 mesi, poi l'espulsione. Michele Zaccardi e Massimo Sanvito arriveranno oggi pomeriggio alle 3 al porto albanese di Schenghine per poi approdare nel centro di Jadè i 15 migranti trasferiti da Brindisi. Si tratta dei primi arrivi dopo la conversione per decreto messa nero su bianco dal governo italiano della struttura in CPR, ovvero in centro di permanenza per il rimpatrio. In serata invece verso le 19 è attesa la seconda nave con altri 25 migranti, in tutto una quarantina di extracomunitari pari all'attuale capienza del CPR. Ripartono dunque i trasferimenti di migranti in Albania e stavolta senza il rischio che i giudici di Roma non convalidino i trattenimenti. Stavolta si parla degli irregolari espulsi con decreto del questore e non più dei richiedenti asilo provenienti dai paesi cosiddetti sicuri e intercettati in mare, come stabilito dal protocollo siglato tra il governo italiano e quello albanese. Una svolta resa possibile dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo scorso, che ha trasformato i centri albanesi in centri di permanenza per i rimpatri. Il provvedimento stabilisce infatti che potranno essere trasferiti anche i migranti attualmente trattenuti nel CPR italiani e destinatari del provvedimento di espulsione, ovviamente con la convalida del giudice alla permanenza nella struttura. Qualcosa si sta muovendo. Lucano, pensiamo tutti all'amaro, assolutamente. Noi qui a Milano beviamo solo Ramazzotti, assolutamente. Se non è Ramazzotti, io non bevo amaro. Il primo cittadino di Riace, Lucano, condannato a 18 mesi per falso, ma il voto dei suoi, lo fa restare sindaco. Il consiglio comunale, siamo a Riace, nella bellissima Calabria, boccia la decadenza nonostante la gestione opaca degli stranieri. La prefettura farà ricorso, ma Mimmo non molla. Sto campionando? Non mi pareva. Pronto ad andare da Mattarella. Gli va a rompere i coglioni a ma cosa c'entra Mattarella? Che gli darebbe ragione. Mimmo Lucano, condannato in via definitiva a 18 mesi per falso nell'ambito dell'accoglienza dei migranti, il processo Xenia, resta sindaco di Riace, resta anche europarlamentare, tanto per... Il Consiglio Comunale di Riace ha respinto la decadenza, votando a maggioranza, un solo astenuto e l'assenza dei 3 consiglieri di opposizione. Dopo il provvedimento di metà marzo della prefettura di Reggio Calabria, Lucano non era presente. Secondo il Viminale, seppur con pena sospesa, la condanna rientrerebbe nella fattispecie della legge Severino, per la quale Lucano sarebbe stato ineleggibile. La prefettura potrà ora ricorrere al giudice civile in base all'articolo 70 del testo unico degli enti locali. Questo comporterebbe un ricorso della stessa prefettura al giudice civile, davanti al quale Mimmo Lucano potrà opporsi. Allo Stato passi formali in tal senso non risultano, anche se l'ufficio territoriale di governo in una comunicazione delle scorse settimane ha di fatto preannunciato che ricorrerà. Non avevo dubbi sulla decisione del Consiglio Comunale che avrebbe votato contro la mia decadenza. Spero che la vicenda si chiuda qui, ma se la prefettura, come ha già annunciato, promuoverà l'azione popolare, ovviamente cercherò di far valere le mie ragioni in tutte le sedi opportune che la legge mi consentirà, commenta il sindaco di Riace, nonché europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Mimmo Lucano.
È così la vita, è così ragazzi. Uno poteva fare il panettiere, lo potevo andare a fare il taxista, potevo fare veramente di tutto, capisci? E hai scelto di fare la rassegna stampa, ce le hai qua le notizie, le puoi spiattellare al popolo. Devi essere contento, Sammy Varin, ma è vero, io sono contento perché mi faccio incazzare, ma ad un incazzare ragazzi. Vi leggo anche la pagina 18 di Libero, poi ci spostiamo in un altro quotidiano e anche questa è potentissima ragazzi. I numeri della polizia sulla criminalità minorile, rapine e abusi sessuali, reati da baby gang, ma gli altri sono in calo. Cioè, sono in calo, secondo me, perché non ci sono più denunce. In un anno sono diminuiti di oltre il 4% i minori denunciati o arrestati. Preoccupa l'aumento di fascicoli per molestie e violenze, soprattutto a carico di stranieri. La buona notizia è che le segnalazioni di minori denunciati o arrestati sono in calo. E ti ripeto, secondo me perché non vengono più denunciati. Quella cattiva è che a fronte di questa diminuzione complessiva sono invece aumentati i casi legati ai reati gravi. I ragazzini coinvolti nelle rapine sono cresciuti nello stesso tempo del 7,69%, quelli alle prese con una contestazione per lesioni personali dell'1,96%. I giovanissimi con l'accusa pesantissima di violenza sessuale sono aumentati dell'8,25%. Il ragazzo di Bologna aggredito e rapinato da un branco di coetanei mentre passeggia a Riccione. Il gruppetto di adolescenti che nel Trevigiano accerchia una bimba di 4 anni e la minaccia di morte. I 2 sedicenni malmenati con delle spranghe perché hanno difeso un anziano deriso a Ostuni. Si tratta di alcuni tra gli episodi più recenti, episodi che sembrano moltiplicarsi, specie nelle grandi città. E poi in un certo senso è forse una questione di percezione. Un vero e proprio allarme non c'è, scrive il Libero, quantomeno non è in espansione, il che è di per sé un buon risultato. C'è semmai, e grazie al cielo, il lavoro costante di prevenzione e anche di intervento della Polizia di Stato, che oggi, tra parentesi, festeggia i 173 anni dalla fondazione del Corpo. La Lega qui in Lombardia, e il centrodestra in Lombardia, è corsa ai ripari, facendo proprio una legge per inasprire le problematiche, le leggi cattive contro chi fa questi reati. Stiamo parlando di baby gang, di maranza. Abbiamo inasprito le leggi, ok? Basta? No. È questione anche di educazione? Sì. Chi deve fare l'educazione? La dovrebbero fare genitore 1 e genitore 2, ormai bisogna chiamarli così. Che ne pensate voi? 340 6709 659. Torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone è tornato a dominare la scena sul nostro territorio e regalerà oggi una giornata in prevalenza soleggiata, nonché temperature in aumento ovunque. Al mattino nubi irregolari o a tratti compatte solamente sulla Liguria, sulle coste tirreniche e sulla Sicilia, senza però fenomeni associati. Per il resto cieli sereni o al massimo velati. Nel pomeriggio aumenterà la copertura nuvolosa al centro-sud, specie nei settori interni, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentire il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini.
Allora, un paio di sassolini che ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Una delle canzoni più registrate del XX secolo, cantata in oltre 500 differenti versioni e diverse lingue. La versione originale, pensate, è del 1955, ma la più famosa arrivò 10 anni dopo con i Wright Brothers, che hanno fatto la colonna sonora allo storico film Ghost con Patrick Swayze e Demi Moore. Indimenticabile visione. Unchained Melody, una melodia senza catene, scatenatano di certo, ma senza catene, nella bellissima interpretazione di Giulia Falcone, giovanissima interprete italo-francese, assolutamente sconosciuta a livello nazionale, ma che Sammy Varin sta seguendo ormai da qualche anno. 8:40, il buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà, buongiorno a voi che avete scelto la nostra controinformazione. Oggi si cazzeggia più del solito, direte voi, ma assolutamente no. Vi leggerò i vostri messaggi ma più tardi, visto che mi avete scritto si cazzeggia. Mi sono offeso. Scherzo, dopo le 9 avremo modo di sentire anche le vostre voci. Dove vado? Sono sul Corriere. Trump a sorpresa, tregua sui dazi, titolo principale. In primo piano il retroscena, i mercati, la spinta al passo indietro. Il tycoon, le polemiche, Donald, frasi shock, mi baciano il cu, puntini puntini. Come si muoveranno gli stati, affari, difesa, gas e le grandi trattative verso la missione del 17 aprile. Meloni sollievo dopo l'imbarazzo. Ma di spalla sul Corriere c'è anche la consulta. Stop anche per Zaia. De Luca sconfitto, il terzo mandato è incostituzionale. Garlasco battaglia anche sui periti. Stasi, il PG contro la semilibertà dopo l'intervista TV. In centropagina anche qui naturalmente Carlo in Parlamento, poi con Camilla fa visita al Papa, i sorrisi, gli applausi e Dante, il discorso del re in italiano. Non si parla di terzo mandato in prima pagina, leggo male, non c'è proprio, non c'è, devo fare, non c'è, però c'è l'editoriale di Massimo Gramellini, che tira in ballo naturalmente addirittura una canzone di Giovanotti, Baciami ancora, il titolo del caffè di Gramellini, il bacio dei glutei di Trump e un apostrofo rosa tra le parole d'odio, l'immagine del suo flaccido fondoschiena, da lui stesso evocata col consueto charme, nell'atto di ricevere l'omaggio, figurato si spera, delle potenze straniere, rappresenta un punto di non ritorno nella storia della comunicazione politica. Per Trump tutto ha un prezzo e tutto è disprezzo. Verrebbe facile lasciarsi prendere dallo sconforto e dire che ormai hanno vinto loro, i teorici del vaffa e dello sberleffo come forma di intimidazione, quelli che al di là dell'Atlantico e anche a casa nostra, non capiscono l'ironia, ma solo il sarcasmo, storpiano i cognomi e condiscono i discorsi e gli articoli di insinuazioni aggressive per strapparle un facile ghigno al pubblico ruttante. Il populismo non è di destra né di sinistra, è becero, insensibile, strafottente e spaccia per sincerità la volgarità. Ma se adesso ci sembra vittorioso è solo perché gli si contrappone il vuoto balbettio di un pensiero democratico che non riesce più a emozionare nessuno. Ribadisco, non è questione di destra o di sinistra. Reagan e Obama, per restare negli ex Stati Uniti ora ingrugniti, agitano su fronti politici opposti, ma agivano, scusate, su fronti politici opposti, ma sapevano toccare le corde giuste senza bisogno di scendere alle parti basse. Voglio illudermi che vincerebbero ancora oggi, perché la maggioranza silenziosa e silenziata degli esseri umani resta alla ricerca di una voce che le ricordi come si fa a vivere senza odiare. E voi naturalmente siete ascoltatori di destra, di sinistra, che votate, che non votate, che amate la politica o mangiate pane politica come noi, scrivete il vostro pensiero 340 6709 659. Tra poco leggo i vostri messaggi. La consulta boccia al terzo mandato. De Luca e Zaia non possono correre. Siamo a pagina 14 del Corriere e naturalmente la foto di De Luca, il PD tra sollievo e timore per la reazione dello sceriffo, lui che dice da qui
devono passare. È pronto a presentare la sua lista. Schlein dovrà trattare. Chiaramente ci chiediamo tutti che cosa farà Luca Zaia. Lo scrive nella pagina successiva il Corriere. Il Doge, motivi politici, ma la Lega non molla, il Veneto resta a noi. Il presidente, me l'aspettavo, i dubbi sul suo futuro. Tan, da, da, da. Giro ancora la pagina, certamente non può mancare pagina 25, no a padre e madre come voleva la Lega, nel senso noi volevamo padre e madre e invece hanno detto no, sulla carta d'identità torna genitori. Sentenza della Cassazione, Ravetto, non ci arrendiamo. E qui il manifestino che avevamo messo sui social. Il 19 marzo 2024 la Lega ha rilanciato sui social gli auguri per la festa del papà con uno slogan che cancella la parola genitore. Quanto è bella la parola papà? Mi rispondete? Forza 3406709 c'è l'esperto sul Corriere di Spalla che scrive passo avanti, oggi i rapporti di parentela sono cambiati. Pensate che io aggiunga qualcosa? No. Dovrei parlare come Trump. Già lo faccio normalmente, dici te, ma è per questo che mi ascolti rispetto alle altre radio, capito? Però non si può certo esagerare. Giro. Dove vai, Sammy Varin? Ma dove vai, Sammy Varin? Vai sul tempo, vai col tempo, 8:45. Mamma, come tardi, presto che tardi. Il Tempo titola oggi che rompidazzi. Il colpo di scena del presidente USA, tariffe sospese in tutto il mondo per 3 mesi, solo Pechino resta sotto attacco, batosta del 125% sulle merci, Wall Street festeggia e l'Europa respira e adesso arriva l'ora della trattativa. Di Spalla la sentenza, no al terzo mandato, è incostituzionale, la consulta ferma De Luca ed è caos regionali. Ora ci arriviamo. La Premier è il 17 negli USA e Georgia va in missione per conto dell'Europa. Per conto dell'Europa? È interessante sta cosa, ma per noi o per l'Europa? A pagina 6 siamo sul Tempo. No al terzo mandato. La consulta accoglie il ricorso del governo. De Luca è all'angolo. Vincenzo De Luca non si può ricandidare per il terzo mandato, scrive Giulia Sorrentino sul Tempo, da presidente della regione Campania, e a stabilirlo è la Corte Costituzionale, che ha ritenuto incostituzionale la legge della regione che consente al presidente della giunta regionale uscente, che ha già svolto 2 mandati consecutivi, di candidarsi per un terzo mandato. L'articolo 1 della legge della regione ricostruisce la consulta dopo aver previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della giunta regionale chi allo scadere del secondo mandato ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per 2 mandati consecutivi. Ha tuttavia stabilito che ai fini dell'applicazione della presente disposizione il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ma proprio inserendo questo inciso la Regione ha reso inapplicabile per la prossima tornata elettorale il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dallo Stato con la legge 165 del 2004, così violando l'articolo 122 primo comma della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare tra l'altro le ipotesi di ineleggibilità del presidente della giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Avete capito tutto? Sì, no, non importa. Una vittoria per il governo, dove c'è la Lega e il centrodestra, anche se la questione non ha ripercussioni solo in Campania guida PD, ma anche in Veneto, Lega, dove c'era un Luca Zaia fiducioso in un verdetto differente. Non si è fatta attendere infatti la replica del presidente Vincenzo De Luca, accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti. La buona notizia è che ci sarà molto lavoro
per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del paese la scritta "la legge uguale per tutti". E già che cancelliamo papà e mamma, dai, cancelliamo anche quella. Un commento che secondo il presidente dei senatori di Forza Italia Gasparri lo conferma arrogante e somaro. Si dimetta subito. Ma il disappunto per la decisione della consulta si legge anche nelle parole di Luca Zaia. Siamo di fronte a un paese che in alcune delle proprie norme vive nell'ipocrisia. La sentenza di natura tecnica riguarda la regione Campania. Senza entrare nel merito dei tecnicismi della legge Campana, la Corte chiarisce che chi ha già ricoperto 2 mandati consecutivi non può candidarsi per un terzo. Si tratta appunto di un rilievo tecnico, c'è però un ulteriore elemento da approfondire. La Corte afferma nella nota che questo principio si applica a tutte le regioni che si sono dotate di una legge elettorale. A questo punto la domanda che sorge è: che cosa accade nelle regioni che non hanno adottato una legge elettorale? Tan da da da. Siamo sul quotidiano Il Tempo, ci sono 2 paginoni fitti fitti su questo argomento. In Campania è duello Fico-Costa, caos regionali. Trema anche il nord. Zaia, un sistema ipocrita. Stop anche per Emiliano in Puglia e Fontana in Lombardia. Spera invece Fedriga in Friuli, perché la sentenza non si applica alle regioni a statuto speciale. A proposito di statuto speciale, Trentino Alto Adige, sì al terzo mandato, passa la salva Fugatti con 2 voti di Fratelli d'Italia e così il centrodestra si spacca in Trentino. Il coordinatore meloniano, cattivo spettacolo, i ribelli Daldos e Girardi, noi consiglieri liberi. 2 consiglieri su 4 di Fratelli d'Italia votano sì al DDL della Lega sulla possibilità del terzo mandato per il governatore del Trentino e il salva Fugatti, come li hanno definito gli esponenti PD, diventa legge. Tradimento, Fratelli d'Italia non è un taxi elettorale, sbotta il deputato meloniano e coordinatore del partito in Regione Urzì. Esulta il Carroccio, i Dem parlano di castrazione della democrazia. Così il quotidiano Il Tempo. Chi è interessato, ribadisco e discoriba, 2 paginoni fitti, interessantissimi, che poi naturalmente vanno a completare la nostra informazione anche attraverso le successive. Pagina 10, Crosetto cede la Libra all'Albania, famosissima nave, riparte l'operazione migranti, pronte già oggi le prime navi. Naturalmente anche qua Lucano che si aggrappa alla poltrona, il comune boccia la decadenza, ma la prefettura ha già chiarito che interverrà per rimuoverlo da sindaco di Riace dopo la condanna. Gasparri di Forza Italia, è assurdo quanto è accaduto, stiamo parlando di una persona per cui la giustizia ha fatto tutto il suo corso. Che ne pensate? Soprattutto voi di Riace. 340 6709 659. Anche sul Tempo la sentenza: spariscono mamma e papà sulla carta d'identità, sono solo genitori. La Cassazione cancella il decreto del 2019 di Salvini. Esultano le opposizioni, proteste del centrodestra. Ma ti porterò su un bel giornale di sinistra per commentare tutto ciò. Pagina 12, dietro le quinte della lotta al terrorismo. Sono ancora sul Tempo. Baby jihadisti amano la violenza e progettano attentati online. Attenzione! Pifferi, polizia di prevenzione, hanno 15-16 anni, si indottrinano su internet, si esaltano con le chat. Anche gli anarchici sono un pericolo per l'Italia. Se ne parla oggi su un paginone sul quotidiano Il Tempo con Francesca Musacchio. Non è più il lupo solitario, ma gruppi informali di giovani radicalizzati che si autoindottrinano online. E la nuova frontiera del terrorismo jihadista, secondo il direttore centrale della Polizia di Prevenzione Pifferi, che in un colloquio con Il Tempo in occasione del 173° anniversario della Polizia di Stato, che oggi si celebra, spiega come il fenomeno si è evoluto. Non parliamo
parliamo più solo del lupo solitario, cioè del soggetto che si radicalizza in modo isolato e poi agisce da solo. Stiamo assistendo alla nascita di una forma più strutturata che potremmo definire gruppi di lupi solitari. La propaganda si è raffinata, oggi punta a individuare soggetti particolarmente abili nel recepire, rielaborare e a loro volta a diffondere messaggi di radicalizzazione. Questi diventano dei veri e propri capibranco. Già, il termine che Sammy Varin ha detto più volte per i famosi figli del barcone. Sono loro i nostri capibranco. Influenzano altri, si mettono in relazione con loro e li istigano a vicenda. Qui ci fermiamo certamente, ma è importante leggere, comprare oggi un quotidiano. Se siete a Roma, ma non solo, si trova in tutta Italia il quotidiano Il Tempo, perché queste sono argomentazioni che ci portano poi alle terribili notizie di cronaca che siamo obbligati a vivere. Ci fermiamo, c'è qui Parlamento, signori, assolutamente sì, ma restate lì perché tra non molto comincerò a leggere i vostri WhatsApp al 340 6709 659, non prima di avere completato la rassegna stampa, chiaramente parlandovi ancora di Lucano, l'amaro Lucano, e naturalmente di padre e madre, genitore 1 e genitore 2. Vi porterò a fare un bellissimo viaggio sul quotidiano Repubblica. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
La verità è che io voglio farvi riposare le orecchie, capito? Perché dopo Sammy Varin che vi legge di qua, di là, di su, di giù, le belle notizie che vi sparo, è un po' di riposo per le uregiat, le orecchie, scusate, ci vogliono. Giovani e Solari, questo è il titolo del nuovo album del cantautore di Bellusco, Icaro Ravasi. Siamo vicino a Monza, conosciuto in tutto il territorio brianzolo per le sue poesie in musica, appena uscito con un nuovo album. Giovani e Solari è il titolo della canzone e dell'album. Buongiorno da Sammy Varin. Sì, tra poco vi leggo i messaggi, però sono veramente colmo di cose da leggervi. A proposito di Giovani e Solari, ragazzi, mi è caduto l'occhio sull'articolo del Corriere. In treno coi Maranza che si chiamano per numero 09, 011, è un po' come noi, genitore 1, genitore 2, sono troppo avanti, sti Maranza sinistrorsi, tute taroccate, sputi, musica a palla, sono pieno di benza. Il racconto di una generazione inizia dalle stazioni di periferia dell'Interland milanese, punto di ritrovo dei giovani diretti nel cuore della metropoli. Il degrado, la rabbia, le vessazioni dei pendolari, dietro fallimenti e famiglie disgregate, che partono proprio dalla zona di Carnate, perché è vicino a Bellusco, ma vabbè, lasciamo stare. Santa Polenta, se qualcuno di voi non ha ancora l'impianto di antifurto a casa, fateci un pensierino, scherzi a parte. Sicurbet, nostro cliente, grande amico di Radio Libertà, vi fa dei prezzi interessantissimi, ma lo sapete che questi Maranza stanno facendo accordi con i Rom che non rubano, naturalmente, ce n'è uno su 1000 che ruba, ma quell'uno potrebbe entrare proprio a casa vostra con i Maranza, che sarebbe la peggior soluzione. Gli vogliamo rendere la vita difficile a questi? Sicurbet, ok? Prossimo passaggio nel corso della mattina o del primo pomeriggio, segnate il numero e chiamate il nostro amico della Sicurbet, perché in questi casi c'è da avere paura da quello che si legge sui quotidiani. Intanto volano le borse asiatiche, vola, meno male, Milano parte con il botto, signori, siate allegri, più 9,4%. Asia positiva, la Cina svaluta lo yuan, von der Leyen, Unione Europea pronta a negoziare e noi mandiamo la Meloni, che chiaramente negozia per l'Europa, ma avremo un trattamento particolare sicuramente. Dai, Meloni non giochi da sola, Parigi attacca, poi la frenata. Sono su Repubblica, pericolosamente su Repubblica, sotto il caso con Giovanna Vitale, Schlein, governo imbarazzante, ora i patrioti abbassano la testa. Ma Giorgia Meloni è proprio sicura di voler volare a Washington per baciare il fondoschiena di Trump? Come sono stati gentili quelli del PD. E soprattutto, che ci va a fare? A trattare per l'Europa, tanto più ora che i dazi sono stati sospesi, o solo per una photo opportunity? Sono questi i quesiti posti dalle opposizioni l'indomani dell'ennesima ingiuria scagliata dal tycoon contro i leader mondiali a caccia di un'interlocuzione con gli Stati Uniti sulle tariffe. E qui c'è un articolo intero, un mezzo paginone fitto sul quotidiano Repubblica, che vi aspetta. Crescita dimezzata, pagina 11, Giorgetti proroga PNRR con qualsiasi mezzo. Il ministro dell'economia conferma le difficoltà nella spesa dei fondi UE. L'obiettivo può essere raggiunto in vari modi. Nel documento di finanza pubblica il governo prevede una crescita del PIL minore rispetto alle stime di settembre. Paginone quest'oggi sul quotidiano Repubblica. Giro ancora. E c'è Mario Monti, dai, è un tranello. Sammy Varin è penetrato su Repubblica, si ritrova Mario Monti, chiaramente non possono leggervelo. No, fermi, scherzavo. Monti, gli USA non sono più una democrazia liberale, un'occasione per l'Europa. Francesco Manacorda intervista Monti, sarebbe un successo effimero se l'Italia ottenesse concessioni che non valgono per tutta l'Unione Europea.
Repubblica. Si potrebbero definire periodi lunghi in cui le spese pubbliche sono favorite in certi settori. È oggi la difesa. Mario Monti, diventiamo l'unico spazio economico e politico che non è autocrazia. Lo stop di Trump può essere l'ennesimo machiavellismo. Così il senatore a vita, dopo essere stato tra l'altro presidente del Consiglio e commissario europeo, Mario Monti, oggi imperdibile su Repubblica. Ma io vi porto a pagina 25, tranquilli, no a madre e padre sulla carta d'identità, ci sarà solo genitore, scrive Concita Sannino. Contrordine, torna la parola genitore invece di madre e padre sui documenti d'identità dei bambini di coppie omosessuali. Anche quelle normali, però, cioè, cos'è? Repubblica viene eletto solo da gay, lesbiche, transessuali? A stabilirlo è stavolta la Cassazione, dopo un lunghissimo braccio di ferro tra Viminale e Comune, con i giudici di primo e secondo grado a cercare di dirimere la complessa questione. Al centro i diritti del minore, che nella disputa per inciso resta il più fragile dei soggetti. Sul piano dei rapporti tra politica e giustizia, dopo l'incamerata del sottosegretario Mantovano contro i giudici che deragliano, ecco ancora la Cassazione che, applicando la legge, boccia l'impugnazione di un ministro. Con la sentenza gli ermellini respingono il ricorso del Ministero dell'Interno contro la decisione della Corte d'Appello di Roma, che invece aveva accolto la richiesta di una coppia di donne di disapplicare il cosiddetto decreto Salvini. Si tratta dell'atto con cui il Viminale aveva reintrodotto l'indicazione di padre e madre, già abolita nel 2015 in favore di quella più generica. Una pronuncia che galvanizza sinistra, famiglia arcobaleno, attivisti LGBT, è destinata a far discutere proprio alla vigilia di un'altra sentenza molto attesa, che su un caso di adozione speciale di madre intenzionale, cosa vorrà mai dire? Dovrà pronunciare la Corte Costituzionale nelle prossime settimane. Naturalmente c'è sempre in ballo il famoso utero in affitto, il collegio presieduto, i motivi della doglianza, vabbè. Fatto sta, subito sotto, restituiti i diritti ai figli, per noi famiglia arcobaleno è la fine di una vergogna, una grandissima soddisfazione, una sentenza che finalmente restituisce diritti ai nostri figli e mette fine all'incredibile obbligo di definirsi padre quando sei una madre o viceversa. Per anni l'Italia, con il decreto Salvini, ha imposto alle famiglie arcobaleno di dichiarare il falso sulle carte d'identità dei propri figli. Adesso la Cassazione ha messo fine a questa vergogna. Martina Castagnola e sua moglie Giulia Filibeck, mamme di Valerio e Gabriele di 3 e 9 anni, sono le protagoniste del ricorso contro la dicitura padre e madre sulle carte d'identità imposto nel 2019 dal ministro dell'Interno Salvini al posto del semplice genitore. Assistite dall'avvocata, oggi festeggiano un diritto ritrovato. Per anni il decreto Salvini ci ha imposto di dichiarare il falso sui documenti. Chiaro che qui si parla appunto di una minoranza e la maggioranza si deve adeguare alla minoranza. Cosa ne pensate? Chi sbaglia? Chi fa giusto? 340 6709 659, paginone a pagina 25 del quotidiano Repubblica, ma ne parlano naturalmente tutti i quotidiani quest'oggi. Non si potrà più dire mamma e papà. Sono sempre curioso di sapere, chiaramente, tra coppie dello stesso sesso, se c'è una mamma, se c'è un papà, come cavolo si chiama? Luca e Giulio si chiamano così e basta. E il bambino che cosa dice? Cioè, se sente i suoi amici che chiamano mamma, che cacchio te ne frega, Sammy Varin? Non puoi pensare ad altro? Pensa ai fatti tuoi. Pensa al quotidiano La Stampa, È giusto, La Stampa all'interno. Le opposizioni all'assalto della Premier. Non vada in USA col cappello in mano. Tutti addosso alla Meloni che, cioè, se va a fare qualcosa, va a fare qualcosa di buono, altrimenti sta a casa. Non va bene, perché la fa la Meloni. I nuovi equilibri. Quale sarà l'effetto delle mini tariffe sui
Consumi. Siamo sul quotidiano La Stampa, dai jeans alle lavastoviglie, dal riso al tabacco. Ecco come e quando cambieranno i prezzi di decine di prodotti statunitensi. Molliamo lì e giriamo ancora pagina. Stop della consulta al terzo mandato. Zaia e De Luca, la corsa adesso è finita. Giro di nuovo e magicamente anche qui Brasil, si fa festa, genitori anche sulla carta. Siamo sulla Stampa, pagina 15. La Cassazione respinge il ricorso del Viminale. Non è obbligatorio utilizzare padre e madre sui documenti dei figli. Torna la dicitura neutra. Non è obbligatorio, però, scrive la Stampa. Cioè vuol dire che si può ugualmente parlarne. Fabrizia Giuliani, il suo commento: la forzatura ideologica sconfitta dalla realtà. Me lo dite voi? Era una forzatura ideologica? Punto di domanda. Sono sul quotidiano La Verità. A Berlino c'è l'intesa per un altro inciuccio. Il saluto dei tedeschi. AfD è il primo partito. Merz cancelliere. La stretta sui migranti affidata alla CSU bavarese. I socialdemocratici intoccabile. Il diritto d'asilo. Alleati ancora evasivi sulla risposta ai dazi, ma ci sono divergenze pure tra i sovranisti. Tempi più lunghi per la cittadinanza, bocciata l'aumento delle tasse ai più ricchi, ma intanto dai, il governo c'è. Giro pagina, anche qui pagina 13, siamo sulla Verità. La Cassazione cancella il padre e la madre. Rigettato il ricorso del governo contro la sentenza politica che impone di usare genitore 1 e 2 sui documenti. I magistrati stralciano una norma di buonsenso ispirata alla nuda realtà, passando sopra la Costituzione. Tutto per mera ideologia. Articolone di Paolo Del Debbio. Questa decisione discrimina chi vuole farsi chiamare papà e mamma. Vero? La carta parla della famiglia come società naturale e di matrimonio. E quindi tutto cambia, caro Semivarin, tutto cambia, con Patrizia Floder-Reiter che scrive: le grandi vittorie del PD, seggi unisex e via il cognome del marito dalle liste. Approvato l'emendamento Dem nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. Contenti? Chiaro che voglio sapere un vostro pensiero. 340 6709 659, anche sul quotidiano La Verità. Lucano la scampa e rimane sindaco, ma la prefettura annuncia battaglia. Il consiglio comunale di Riace boccia la decadenza, Viminale pronto ad andare in aula. Sono le 9:20. Svegliamo poi i nostri registi, dai, 340 6709 659 se volete mandare un messaggio, ma se volete entrare in onda con me adesso, chiamate subito 02 92 94 7222. 10 minuti fitti di telefonate in diretta, il più veloce entra in onda, ricordandovi che sarò in onda con voi anche questa mattina dalle 11 alle 11:30 e anche lì WhatsApp e telefonate a go, perché voglio sapere il vostro pensiero su queste argomentazioni, ragazzi. Oggi è veramente potente la situazione. Da una parte padre e madre aboliti dalla carta d'identità, tu dici ma forse ci sono cose più importanti. No, cosa c'è di più importante del papà e della mamma? Dobbiamo pensare ad altro. Ditemi un attimo, dobbiamo incapponirci su questa cosa? 02 92 94 7222. Le vostre voci in diretta e senza filtro su Radio Libertà per trasmettere la vostra incazzatura, il vostro pensiero positivo, perché nonostante tutto non ci arrenderemo e continueremo a dire papà e mamma. E la consulta che ferma De Luca, stop al terzo mandato, che cosa faremo adesso in Veneto con Luca Zaia? Faremo una lista Zaia, punto di domanda, ma Fratelli d'Italia ci permetterà di ricandidare Luca Zaia? Voi
potete immaginare un Veneto senza Luca Zaia, scherzi a parte, solo a pensarci uno dice ma no, è impossibile, no? Non riesco a immaginare una cosa del genere. Come si può sopperire a questa decisione? Punto di domanda. 0292947222 per entrare in onda con Sammy Varin o per commentare le notizie del giorno attraverso WhatsApp. Sammy, è bellissimo il tuo metodo. Ci informi sulle notizie senza scatenarci rabbia e disgusto. Si comincia comunque con un sorriso. Fai bene, grazie. Sei una stelassa veramente. Il Napoleoncino d'Oltralpe pretende e non perde il vizio. Dopo la campagna di Russia nella mia vallata in mano all'SS, i soldati rientrati dal fronte hanno fatto la resistenza, ma il fazzoletto rosso al collo non se lo sono mai messo. Solo i talponi usciti dalle tane dopo la liberazione con il collare rosso si sono iscritti all'ANPI. Guardi Varin, mi diceva la mia prof di matematica quando mi chiamava la lavagna. Mamma mia, che storie! Tanti decenni fa, chi non aveva entrambi i genitori e ne aveva di fatto solo uno, veniva scritto figlio di NN. Le discriminazioni sono sempre esistite. Bravo questo ascoltatore, interessante. Perché 2 stipendi al Lucano? O parlamentare europeo o sindaco? Forza, facciamo un bel esposto, caro Silvio. Tutto è possibile, in alcuni casi sì, quando poi c'è Lucano di mezzo, mamma mia. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Buongiorno. Ciao Sammy, volevo dire una cosa. Allora, la storia, la radice della parola genitore, tu che sei un latinista, dopo ce la spieghi. Volevo dire questo: stiamo macinando notizie da ore sul genitore 1, genitore 2, ma che cacchio ce ne frega a noi? Cioè, la festa del papà ci sarà ancora? Sì. La festa della mamma ci sarà ancora? Sì. E genitore 1, genitore 2, ma vadano a pigliarselo del disco. Questi comunisti maledetti, schifosi, fanno tutto quello che si può fare a costo zero. Fossero capaci di lottare per avere la riduzione dell'IRPEF a tutto il popolo italiano, sarebbe una lotta condivisibile. Ma la lotta sul genitore, la Boldrini che esulta, ma la Boldrini dovrebbe nascondere la testa in una fogna, è una roba schifosissima e vergognosa. Tutto qua. Dacci la radice della parola genitore. Vai tranquillo, dal latino genitor, genitoris, ma vuoi che non sappia una roba del genere? Sono stato a cercarlo subito. Assolutamente, sì, è colui che genera o che ha generato. Quindi il padre, in questo senso è solo per il padre, il latino era un po' patriarcale. No, scherzi, ma non è vero, non sono d'accordo con te, perché se facciamo finta di fregarcene di queste cose, il prossimo passo, lo sai, ci hanno già provato alcune volte in alcune scuole: non fare la festa del papà, non fare la festa della mamma, per rispetto a chi non pronuncia più quei termini. Non scherziamo, ragazzi, è questo quello dove vogliono arrivare. Tu dici vabbè, ma freghiamocene eccetera, e poi si andrà avanti ulteriormente. Allora facciamo un bel cocktail di spermatozoi, Brasil, mettiamo incinta dell'africana che vuole un po' di soldi. Ma no, ma lo ha fatto gratuitamente, ci ha fatto un favore eccetera. A cosa stiamo giocando? 0292947222. Ho risvegliato la regia, meno male, si stava addormentando. Pronto? Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate. Ciao. Niente, ha ragione quell'ascoltatore di prima. Guarda, stiamo andando avanti, più che andiamo avanti nel futuro stiamo diventando una schifezza. Quello lì di essere genitori. Io dico solo questo: dove vogliamo arrivare? Non so dove vogliamo arrivare. Perché ci deve essere un papà e ci deve essere la mamma. Perché non vuoi essere quel ragazzino che è a scuola, che magari il ragazzino dice tua mamma, tuo papà, e lui non sa cosa rispondere. Dimmi te quel ragazzino lì che shock che ha.
Grazie Proprio caro, ragazzino, grazie, un bacino sulla fronte, grazie Enzo che mi bacia, come vedi i sinistrati non ne azzeccano una, ti ascolto e mi diverti, grazie, ringrazio, adesso ci sono anche congregazioni di ascoltatori che mi sentono non per la rassegna stampa, ma perché ogni tanto strappiamo un sorriso ed è la cosa più bella che mi può far piacere, non sono un comico, ufficialmente sarai un giornalista, ma sono uno che fa radio dalla fine degli anni 70 e forse alla fine questo coso ti viene anche voglia di usarlo. Il bello di questa crisi è che il coso è il microfono. Il bello di questa crisi è che si sono abbassati di molto costo del petrolio e gas. Dal male viene sempre qualcosa di buono. Ti aspetto alla pompa. Pompa, 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 Non l'avete mai fatta questa quando andate a fare benzina? Pompa, pompa, pompa! E il benzinaio che ti caccia impunemente. Un'altra chiamata, pronto? Sì, ciao Sammy, buongiorno. Ciao. Sono Antonella. Allora, in questo periodo vale la pena vivere solo per farsi delle grosse, grandi risate. È vero. E vedere quello che sta... Io, guarda, ogni tanto ti sento ed è giusto che tu la prenda così perché sei un po' sulla falsariga del Presidente degli Stati Uniti che sta perculando il mondo intero, li sta tirando ai matti e giustamente il mondo pende dalle sue labbra, ma è uno spasso perché questi vanno disintegrati politicamente, il globalismo eccetera eccetera, e lui ha trovato, lui e chi c'è dietro di lui chiaramente, come ho sempre detto, ha trovato il sistema giusto. Questi non capiscono più niente, tu devi vedere le facce di quelli che facevano i finti seri e intanto inculavano la povera gente, e sono disperati. E quindi vale veramente la pena vivere per capire, per vedere, per godere di questo momento. Stiamo cambiando la storia e ne siamo partecipi. Concludo dicendo, è noi che dobbiamo decidere, papà e mamma, madre e padre, qualsiasi documento, qualsiasi cosa che ci danno da firmare, eccetera, dove c'è scritto genitore o dove c'è scritto lo spazio, una bella riga, una bella croce in grande, padre, madre. Noi dobbiamo segnare queste cose, così almeno sui documenti, sui moduli, sulle iscrizioni, dobbiamo essere noi a cambiare le cose. Grazie, assolutamente sì, è quello che ho già fatto in passato e tornerò a fare. Ultimissima telefonata, pronto? Pronto, ciao Sammy. Quella. Tocca a me, sì. Sono Marco da Settimo Torinese, ciao a tutti. Ciao Marco. Io volevo solo ricordare che la Carta dei diritti del fanciullo specifica esplicitamente ogni bambino ha diritto a un padre e a una madre, non a genitore 1 e genitore 2. E con questo, meditate gente, meditate, Piazza Affari vola più 8%, pronti a fare il trenino anche qui in radio, mi raccomando, ma soprattutto in apertura su Repubblica c'è Mario Monti. Gli Stati Uniti non sono più una democrazia liberale, un'occasione per l'Europa. Tra poco l'editoriale di Giovanni Sallusti. Avete ascoltato la rassegna stampa.